morto dopo 8 mesi in rianimazione il 43enne Marian Bratu, uno dei 5 operai investiti il 13 maggio da una bomba di calore sprigionatasi da Acciaierie Venete a Padova, è la seconda vittima della tragedia. Tragedia a Trento, non ce l'ha fatta, la bimba di 22 mesi è rimasta soffocata da uno gnocco, la piccola è morta dopo alcuni giorni di agonia in ospedale. Autonomia, la roadmap indica il 15 febbraio per la firma, ma il vice premier Luigi Di Maio in un'intervista frena gli entusiasmi, sarà, dice, una contrattazione molto lunga. La manovra e le proteste, i primi a scendere in piazza i pensionati dello CGIL contro la rivoluzione degli assegni previdenziali, domani manifestazione davanti alla prefettura di Treviso. Indagini su un cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato in un canale a Mira, si teme possa appartenere al 19enne rugbista scomparso. Morto a 82 anni Carlo Maria Maggi, considerato il mandante della strage di Piazza della Loggia a Brescia, leader di Ordine Nuovo, era stato condannato all'ergastolo in via definitiva. Pranzi di Natale finiti all'ospedale, se nel Trevigiano in 30 arrivano al pronto soccorso dopo le abbuffate a Costa Bissara nel Vicentino, una intossicazione da pesce rischia di trasformare il Natale in dramma. Buongiorno, prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, ben ritrovati. In apertura la cronaca, come avete sentito anche dai titoli, perché dopo 8 mesi di agonia è morto oggi a Padova uno degli operai rimasti gravemente feriti nell'incidente accaduto lo scorso maggio alle Acciaierie Venete, sale così a 2 il numero delle vittime di quella tragedia. Allora ci colleghiamo in diretta con Federico Fusetti per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Federico, mi senti? Sì, buongiorno ai telespettatori. Come dicevi, si allarga il dramma di quell'incidente avvenuto 8 mesi fa, perché Marian Bratu, 43 anni, uno dei 5 operai che erano stati investiti il 13 maggio scorso da una bomba di calore che si era sprigionata in occasione dell'incidente alle Acciaierie Venete e non ce l'ha fatta. Era ricoverato in rianimazione all'ospedale di Padova. Quella domenica mattina una sorta di cesta carica di acciaio incandescente si era rovesciata a terra e aveva investito questa sorta di bomba di calore 5 operai. Bratu aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, era stato ricoverato al reparto grandi ustioni di Padova e poi trasferito in rianimazione, ed è, come anticipavi, la seconda vittima di quell'incidente, perché il 6 giugno era morto anche Sergiu Todita, moldavo di 39 anni, e altri 3 operai sono ancora feriti. E su questa vicenda ovviamente è aperta l'indagine della magistratura che per il momento ha indagato i vertici di Acciaierie Venete, ma anche quelli della ditta costruttrice della Siviera, come si dice in gergo tecnico, cioè quella grande cesta che era caduta. Per il momento da Padova è tutto, linea allo studio. Federico Fusetti, buon lavoro. Un'altra terribile tragedia che arriva dal Trentino Alto Adige, una bimba di appena 22 mesi è morta dopo alcuni giorni di agonia. La piccola, che risiedeva con i genitori a Terento, durante il pasto le era dato di traverso uno gnocco. Le condizioni della bimba erano da subito risultate gravissime, perciò era stata trasferita con l'elicottero all'ospedale di Padova, dove però il suo cuoricino ha smesso di battere. Il paese di Terento è sotto shock per la scomparsa di una bimba così piccola e in un modo così drammatico. Dal Trentino torniamo in Veneto, andiamo nel veneziano, a Mira per l'esattezza, dove si indaga su un cadavere ritrovato in acqua e il paese sta vivendo ore d'angoscia perché si teme che possa trattarsi del giovane rugbista scomparso qualche settimana fa. Ci aggiorna in diretta Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno da Mira, dove regna ancora lo sgomento per il cadavere ritrovato ieri nelle acque del canale Novissimo in direzione Porto Menai. L'allarme è lanciato da un residente che in passeggiata ha visto galleggiare un corpo senza vita. Subito
sul posto dopo essere stati allertati i vigili del fuoco con i carabinieri della locale stazione. Ancora sconosciuta l'identità del cadavere, il corpo infatti si trovava in avanzato stato di decomposizione e privo di documenti. Impossibile quindi risalire all'identità. Si dovrà attendere perciò l'esito dell'autopsia e dell'esame del DNA per capire chi possa essere. E subito tra la comunità si è sparsa la voce al punto che il pensiero è corso immediatamente a Henry Kazim, il 19enne di Mira, scomparso la notte tra il 26 e il 27 novembre scorso, lo ricordiamo, dalla casa in cui abitava con la famiglia, sembra dopo una lite appunto con i familiari. Sono ore dunque di profonda angoscia per la famiglia, a cui non resta che attendere l'esito degli esami appena detti. E da Mira per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie Anna Maria. E adesso la politica con il tema dell'autonomia, perché il vice premier Luigi Di Maio in un'intervista ha frenato gli entusiasmi, ha detto infatti sarà una contrattazione molto lunga. Ha tirato il freno a mano il vice premier Luigi Di Maio parlando di autonomia in un'intervista rilasciata alla vigilia di Natale. Parole che lasciano l'amaro in bocca per le regioni, Veneto in primis, che chiedono un'accelerazione dell'iter. Il 15 febbraio i 3 governatori, oltre a Zaia, Fontana per la Lombardia e Bonaccini per l'Emilia Romagna, saranno dal ministro Stefani per la firma delle intese, ma il leader pentastellato smorza l'entusiasmo. Il tema dell'autonomia sarà una lunga contrattazione con le regioni, condotta dal Presidente del Consiglio Conte, ha spiegato, aggiungendo poi il Movimento 5 Stelle ha sostenuto il referendum di Lombardia e Veneto nel 2017. Lo abbiamo fatto in tempi non sospetti. Eravamo noi del Movimento 5 Stelle insieme alla Lega ad appoggiare le 2 consultazioni popolari e ora bisogna tener fede all'esito di quel voto che ha spalancato le porte. Il modello di autonomia sarà parte della discussione. Basti pensare che le 2 regioni interessate, Lombardia e Veneto, chiedono 2 intese diverse. Non esiste un modello unico da applicare per tutti, ha detto Di Maio, che poi continuando ha detto: il principio generale è che l'autonomia non deve danneggiare le altre regioni, ma deve permettere a quelle popolazioni che l'hanno chiesta di esercitarla, ma nell'ambito dello statuto ordinario. Non stiamo creando uno statuto speciale, stiamo creando delle regioni che hanno un'autonomia maggiore sulla base del principio costituzionale vigente. Dunque i tempi rischiano di allungarsi notevolmente, ma il collega di governo Salvini appare più ottimista. Ci siamo dati dei tempi, ha spiegato, entro metà gennaio la decisione finale dei ministri, entro metà febbraio la proposta finale del governo alle 3 regioni che hanno chiesto l'autonomia. Poi bisogna considerare che altre si stanno aggiungendo sia a nord sia a sud. Penso sia un passaggio storico, ha concluso il leader del Carroccio, perché i soldi più vicini vengono spesi dai cittadini, meno si ruba, meno si spreca e meglio si spende. Penso che sarà un'altra delle promesse che manterremo entro la primavera anche in questo caso. Il presidente Zaia ha già segnato con un cerchietto rosso sul suo calendario la data del 15 febbraio, un impegno che il governo gialloverde si è assunto con i cittadini, una promessa che se non mantenuta, ha spiegato il governatore, potrebbe avere ripercussioni politiche. Io penso che il tempo dovrà essere galantuomo e sarà galantuomo. Penso che si dovranno valutare le azioni di governo e una è importante per il nord, per il Veneto, per la Lombardia, per l'Emilia Romagna e per le regioni proprio quella dell'autonomia. Quindi se si parla di consenso, il consenso nasce dal fatto che dà risposta ai bisogni dei cittadini. Il primo bisogno qui da noi è avere l'autonomia. Restiamo in tema di politica con le reazioni alla manovra economica votata dal Senato, con i pensionati già pronti a scendere in piazza domani contro i provvedimenti voluti dal governo. Scontente anche le categorie economiche, mentre il deputato di Forza Italia Baratto si appella ai colleghi della Lega. Si ribellino, dice, a questa finanziaria. La manovra già passata al Senato scontenta il sindacato su diversi fronti. Eclatante è quello delle pensioni, dice il segretario Paolino Barbiero. Non solo non si è superata la legge Fornero, ma si è disposto un ulteriore blocco delle pensioni sopra i 1.500 euro lordi per 3 anni. Sommando i 3 anni di riduzione degli aumenti
Sostanzialmente queste persone, tra la Fornero e questa cosa fatta dal trio Conte, Salvini, Di Maio, ci rimettono mediamente tra gli 80 e 90 euro al mese. Se questo è il cambiamento, noi pensiamo che sia utile che i pensionati vengano in piazza con noi a protestare, perché altrimenti le loro pensioni tra un paio di anni conteranno sempre meno. Il Codacons Veneto cita 3 gravi errori: l'aumento delle tasse sul volontariato e onlus, la riduzione dei contributi alla stampa minore e un'ulteriore beffa per i risparmiatori danneggiati dal crack delle popolari, che si vedrebbero ristorato al momento solo il 30% dell'importo perso. Tristemente, anche per chi ci aveva creduto, questo è un governo del cambiamento, ma in peggio, chiude il presidente dell'Associazione Consumatori, Franco Conte. Deluse le categorie, sul fronte degli investimenti e degli aiuti alle imprese si è fatto ben poco. Purtroppo la manovra non si distacca dalla filosofia originaria, che è quella dell'assistenzialismo. Noi saremmo stati molto più per le risorse per gli investimenti e soprattutto gli investimenti infrastrutturali, invece queste risorse sono state di molto, tra virgolette, ridotte, e quindi credo che questo non vada bene. In Sicilia sono stati dati 2 miliardi, per carità, probabilmente era giusto darglieli, però per l'autonomia Veneto è stato dato nulla. Allora io capisco che per far finta si danno le competenze, però le competenze senza soldi è un prendere in giro i veneti. E io mi auguro davvero che anche gli amici della Lega si ribellino. Dalla Lega mostrano soddisfazione, ma in pochi parlano in queste ore. A nome del gruppo dei senatori, la trevigiana Sonia Fregolent mette l'accento sul contributo una tantum da 400 milioni di euro per i comuni fino a 20.000 abitanti. Credo che questo possa essere un modo concreto per riscontrare anche le istanze del territorio e dei sindaci. Sicuramente si può fare sempre di più e sicuramente meglio, ed è quello che noi auspichiamo a fare. Questo è un primo passo, un passo di attenzione nei confronti dei territori, degli enti locali, credo sia importante. Torniamo alla cronaca con un dramma che si è consumato nel Trevigiano, a Montebelluna, dove un senzatetto marocchino di 36 anni è morto, molto probabilmente a causa del freddo, alla stazione dei treni. Il clochard è stato trovato ieri mattina intorno alle 11 nei pressi di un deposito vicino ai binari. Secondo i primi rilievi, la causa della morte sarebbe appunto riconducibile all'assideramento. L'uomo è stato trovato avvolto da cartoni e qualche coperta, ma che non sarebbero stati sufficienti a riscaldarlo in queste notti dove le temperature sono scese ben al di sotto dello zero. Saranno ora i carabinieri a far luce sulla tragedia. E ancora un'altra tragedia al ponte scaricatore a Padova, in corrispondenza del grande incrocio del Bassanello. Un uomo ha perso la vita finendo con la sua auto nelle acque del fiume. Dramma a Padova, lungo l'argine del Bassanello. Un uomo di circa 70 anni, residente alla Guizza, è morto dopo essere finito in acqua con la sua auto. Tra le ipotesi al vaglio della polizia locale, che deve ricostruire l'esatta dinamica, c'è anche quella di un gesto volontario dell'uomo. Al volante della sua auto è arrivato sull'argine, in una zona interdetta al traffico, e con una manovra errata è scivolato sulla china, finendo nelle acque gelide del Bacchiglione. A dare l'allarme un passante. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, anche con la squadra sommozzatori di Venezia, polizia e polizia locale, oltre al SUEM 118. I sub hanno recuperato non senza fatica il corpo dell'uomo, mentre in un secondo momento è stata tolta dall'acqua anche l'automobile con l'ausilio di una gru. Il tutto sotto lo sguardo di decine di persone. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ora si tratterà di chiarire l'esatta dinamica della tragedia. Restiamo in provincia di Padova con Selle, con un incendio in un appartamento, l'inquilino portato in salvo dai vigili del fuoco. Appartamento a fuoco e un uomo portato in salvo. È il bilancio di un incendio divampato in un'abitazione di via Vittorio Emanuele a Conselve. I pompieri, accorsi da Piove di Sacco e Este, hanno soccorso un uomo che si trovava ancora all'interno della casa, che è stato preso in cura dal personale del SUEM 118 per essere portato in ospedale a Schiavonia. Altri vigili del fuoco intanto hanno spento l'incendio, evitando che si propagasse a tutta l'abitazione. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore. È morto nella sua casa alla Giudecca, a Venezia, Carlo Maria Maggi, considerato il mandante della strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio del 1974. Maggi aveva 82 anni.
All'età di 82 anni è morto nella sua casa la Giudecca Carlo Maria Maggi, considerato il mandante della strage di Piazza della Loggia a Brescia. La giustizia lo aveva riconosciuto responsabile e condannato all'ergastolo in appello nel luglio del 2015 insieme a Maurizio Tramonte. La pena poi confermata anche in Cassazione il 20 giugno di un anno fa, mettendo la parola fine ad una vicenda lunghissima. Lui si era sempre dichiarato innocente. Non c'entro assolutamente niente a questa faccenda qua. Sono assolutamente innocente. L'attentato avvenne durante una manifestazione sindacale contro il terrorismo neofascista e provocò la morte di 8 persone, un centinaio invece i feriti. All'epoca dei fatti Maggi era responsabile triveneto dell'organizzazione terroristica neofascista Ordine Nuovo. Maggi però nella sua vita quotidiana svolgeva la professione di medico proprio alla Giudecca. Cresciuto e vissuto nell'isola di Venezia, era conosciuto proprio come medico degli operai e molto rispettato. Maggi era un dottore laureato in medicina e ha esercitato la professione per più di 30 anni, ma nessuno, nemmeno quando è arrivata la notizia dell'ergastolo, sospettava che potesse aver avuto una doppia vita, soprattutto politica. Volto noto degli anni neri, era coinvolto in qualche modo in alcune delle stragi più gravi della storia italiana. Più volte Maggi era stato colpito da ordine di arresto, condannato a 12 anni di carcere per reato associativo nel processo per la strage di Peteano nel 1972. Nel 1988 invece aveva subito una condanna a 9 anni per la ricostituzione del partito fascista. Assolto con sentenza definitiva dopo una condanna in primo grado all'ergastolo per la strage di Piazza Fontana a Milano nel 69 e per quella alla questura di Milano nel 73, di cui era accusato di essere il mandante. Poi la Cassazione del 2014 aveva annullato la sentenza. L'indagine all'epoca era stata seguita dall'allora giudice Felice Cassone. Nel successivo processo d'appello Maggi fu condannato all'ergastolo. La sentenza fu confermata definitivamente in Cassazione il 20 giugno 2017. In precarie condizioni di salute per una neuropatia congenita negli ultimi decenni era costretto alla sedia a rotelle, per questo gli erano stati concessi gli arresti domiciliari. Le sue condizioni di salute erano però peggiorate negli ultimi giorni. Carlo Maria Maggi era sicuramente implicato anche nell'organizzazione della strage di Bologna. Se viveva un altro po' forse poteva essere condannato anche per questo, invece muore da innocente. Per gente come noi, dopo anni di ricerche e analisi, è un peccato. Così Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980, parla del leader di Ordine Nuovo del Veneto. Dopo più di 40 anni, ricorda Bolognesi, è stato condannato come mandante per la strage di Brescia. Una delle note uscite dalla sentenza della Cassazione è che le stragi erano collegate, è quindi quasi implicito che uno che è mandante per Brescia abbia implicazioni anche per Bologna, ha concluso Bolognesi. I familiari delle vittime lo avevano chiamato come testimone nel processo in corso al Gilberto Cavallini, ma Maggi non era potuto esserci per motivi di salute. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, è arrivata la tanto temuta influenza stagionale. Tra i numerosi casi giunti all'ospedale di Treviso anche l'influenza suina AH1N1 nella temuta variante del 2009, ricoverata una paziente arrivata dall'altopiano di Asiago. I sintomi sono febbre alta e difficoltà respiratorie. È stato ricoverato al Cafoncello un uomo proveniente dall'altopiano di Asiago, colpito dall'influenza suina nella temuta variante del 2009, che provocò una pandemia di contagi in Europa. Dopo la diagnosi l'uomo sta seguendo una terapia antivirale e ora sta meglio. Il più delle volte la suina si manifesta come un'influenza stagionale, ma specie negli anziani e nei bambini c'è il rischio che l'infezione sviluppi patologie respiratorie più serie come la polmonite. Ma come era annunciato è iniziata anche l'influenza vera e propria, mentre l'ULS-2 rinnova l'invito a vaccinarsi per fronteggiare l'arrivo del virus. In concomitanza con la chiusura per ferie di numerosi ambulatori dei medici di famiglia, il direttore generale dell'ULS-2 Francesco Benazzi ha rafforzato i turni e il personale del pronto soccorso del Cafoncello. Fino al 2 gennaio sono state attivate 160 ore in più per l'attività infermieristica, con l'incremento di 10 turni di infermieri del pronto soccorso e altrettanti nell'area del pronto soccorso pediatrico, potenziato anche l'ambulatorio dei codici bianchi, un modo per affrontare l'emergenza stagionale che sta già mettendo a letto numerosi trevigiani.
Pranzi di Natale finiti in alcuni casi all'ospedale, una trentina di persone a Treviso hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo le abbuffate delle feste. A Costa Bissara, nel Vicentino, invece una intossicazione alimentare ha rischiato di trasformare queste festività in un dramma. Costa Bissara, pranzo in famiglia a base di pesce il giorno di Natale finisce con 11 intossicati, tra cui 2 bambini. Figli e nipoti tutti a casa del nonno come Natale si rispetti, ma ha rischiato questa volta di finire in tragedia. Ad organizzare il pranzo le figlie del padrone di casa, un 82enne, e come sempre si parte dagli antipasti che avrebbero mangiato tutti, tranne per sua fortuna l'anziano genitore. La giornata trascorre gradevolmente quando nel pomeriggio a sentirsi male sono proprio i più piccoli. I 2 bambini hanno mal di testa, vomito e diarrea. Scatta il giro di telefonate che conferma che anche altri commensali stavano accusando gli stessi malesseri. I sintomi sono chiari per il medico di base, per tutti si tratta di intossicazione alimentare e a causarla a quanto pare sarebbero stati proprio gli antipasti di pesce, per tutti dieta leggera e fermenti lattici. Continuiamo a parlare di festività natalizie in versione più positiva con le tradizioni, la tradizione del presepe, perché per la prima volta in Italia un presepe inclusivo con il coinvolgimento di persone disabili. Vi presentiamo la Natività vivente di Cessalto. Ci sono tutti, dai pescatori ai falegnami, dai panettieri agli artigiani, dai re magi a Giuseppe e Maria con il bambino Gesù di pochi mesi. A distinguere questa scena poco lontano è presente un angelo in carrozzina. Le emozioni scorrono ad ogni scena recitata dai volontari, ma a fare la differenza nel presepe vivente di Cessalto è la partecipazione numerosa delle persone con disabilità. All'inizio ti dirò che l'idea è nata per fare un presepe inclusivo nel quale potessero essere inseriti anche delle persone con disabilità. Poi abbiamo pensato che inclusione può significare anche il contrario, ovvero che possono essere le persone normodotate che si inseriscono con le persone con disabilità, per cui alla fine per noi è diventato un presepe di persone e basta. Geometri, carpentieri, falegnami, muratori, sarte e costumiste si sono resi tutti disponibili, ognuno con le proprie professionalità, per ricreare questo piccolo paese nel modo più fedele possibile alla Betlemme di oltre 2000 anni fa. Ma a fare la differenza nel ruolo di figuranti fra le oltre 50 persone, per la prima volta in Italia ci sono una decina di persone con disabilità. È una bella cosa mai fatta e che in giro non se ne sono viste tante e ci sono riusciti, insomma, sono stati bravi. Secondo Don Mauro Gazzelli, parroco di Cessalto, l'idea di realizzare un presepe inclusivo nasce dalla volontà di mettere al centro di quello che è il simbolo della rinascita la persona. Quella persona che Dio ama così tanto e senza distinzione da diventare lui stesso uomo per salvarla. Ecco perché il vero Natale è quello dell'inclusione e non delle distinzioni. Essere tutti assieme, essere felici e condividere le emozioni. Subito dopo di noi, ore 13, come ogni giovedì appuntamento con la CGIL, parliamo dell'anno che verrà, insieme a Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL Treviso, Paolino Barbiero, segretario della SPI CGIL Treviso e Pierluigi Cacco, amministratore delegato di Treviso Servizi SRL. Poi l'appuntamento con 20:10 che torna puntuale questa sera, si parlerà della manovra, l'ultimo atto, insieme al senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e a Gian Antonio Darè, segretario della Lega Nord del Veneto. Previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona giornata. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni prosegue un tempo stabile e anche per lo più soleggiato, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto ovunque, tuttavia al mattino avremo nubi basse, foschie e nebbie un po' su tutte le pianure. Col passare delle ore tenderanno a dissolversi e non mancherà qualche spazio più soleggiato. Temperature minime tra -3 e 0 gradi.
massime oscillanti invece tra 2 e 7 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il tempo sarà in prevalenza buono anche sulla nostra regione. Sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque e il cielo risulterà poco o parzialmente nuvoloso un po' su tutti i settori, salvo per qualche innocuo addensamento sulle zone costiere. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 3 e 5 gradi. Vediamo infine che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione, dove a prevalere sarà il sole. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori. Non sono previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi. Valori massimi compresi invece tra 9 e 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.